La minaccia del presidente russo Vladimir Putin alle basi NATO scuote l'Europa. Colpiremo gli F-16 ovunque si trovino, la frase consegnata alle cronache, e mentre gli analisti si interrogano fra l'ipotesi di minaccia reale e una strategia della propaganda, ovviamente non si può dimenticare la presenza della base di Aviano in Friuli Venezia Giulia. Il governatore Fedriga predica prudenza. Io parlerei con cautela delle parole di Putin, che mi sembrano parole strumentali per una tensione ma non per delle azioni effettive. Quindi da questo punto di vista, anche rispetto, mi sembra, alle dichiarazioni che abbiamo avuto degli organi competenti nazionali, sarei tranquillo, ecco, perché voglio dire, poi se succedesse una cosa del genere penso che purtroppo sarebbe la minima parte l'attacco a basi NATO, si scatenerebbe la terza guerra mondiale, una cosa del genere, quindi ecco, starei cauto in affermazioni che sono chiaramente bellicistiche ma non reali, mi sembra, in questo momento. Il presidente della regione è tornato ad affrontare anche l'ipotesi di abbassare al 20% il tetto degli stranieri in classe. Non ho detto del 20%, ho detto una percentuale oppure degli strumenti per permettere, e non parlo di alunni stranieri, ma di chi non conosce la lingua italiana, per permettere una vera integrazione. Perché se invece qualcuno pensa di creare delle classi ghetto, dove ci sono classi a cui sono relegati gli stranieri che non conoscono l'italiano, vuol dire che non faremo mai una vera integrazione. È l'esatto opposto, e mi sorprende rispetto alle polemiche che ho sentito in questi giorni. Uno può dire il 20, l'altro può dire il 25, l'altro può parlare di classi ponte. Ci sono state tante proposte in questi anni, ma l'integrazione si ha attraverso la conoscenza della lingua. E noi non possiamo pensare di creare delle classi ghetto che i primi a rimetterci sarebbero ragazze e ragazzi stranieri. Infine, una sottolineatura sulla tempestiva azione della Protezione Civile regionale in occasione dell'allerta 2 notti fa per il terremoto che ha scosso il Friuli. Sì, devo dire che c'è stato un intervento immediato. Io ho sentito, penso alle 22:25, i sindaci per accertarmi della situazione. Mi hanno rassicurato, ovviamente, però devo dire che abbiamo una macchina della protezione civile, ringrazio anche l'assessore Riccardi, ovviamente, che funziona, e funziona con la capacità di reazione immediata. Penso sia veramente un'eccellenza a livello europeo.